Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio parlare di un rumors, di una trattativa di mercato che avrebbe del clamoroso. Attenzione, non perdetevi questo video per scoprire tutte le ultime mosse del calciomercato del nostro Napoli. Prima di continuare brevemente, come sempre, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Detto questo, signori, come sapete c'è un finale di campionato tutto da vivere, ma questo non vuol dire che il nostro Napoli non sia già attivo in sede di calciomercato. Mancano infatti ancora 2 mesi alla sessione estiva, ma le squadre sono già vive con i loro movimenti e con le loro interlocuzioni con i vari entourage dei relativi giocatori. A maggior ragione il Napoli, che in attesa di capire se Antonio Conte resterà sulla panchina oppure no, ha intenzione di fare cose grosse per consentire quell'upgrade utile a rendere la squadra più competitiva in Italia e in Europa. Il nostro direttore sportivo Giovanni Manna è ben sul pezzo, come sapete, e a riprova di questo starebbe valutando uno scambio a dir poco pazzesco. L'ipotesi che sta circolando forte in Inghilterra e che è stata ripresa anche da Alfredo Pedulà è la seguente: Victor Osimhen al Manchester United in cambio di, tenetevi forte, Garnacho e Højlund. Ve l'avevamo già anticipata noi in realtà, se vi ricorderete bene, ma adesso arrivano anche conferme direttamente dall'Inghilterra. Infatti, come riporta TBR Football, il Manchester United potrebbe offrire Garnacho e Højlund per Victor Osimhen. Allo stesso modo lo United sempre ha tenuto d'occhio i progressi di Osimhen in Turchia e pare che ci sia il gradimento da parte del nigeriano. Il Napoli ne trarrebbe un triplo vantaggio. Nell'ordine libererebbe per prima cosa un giocatore non rientrante nei piani tecnici, tattici comunque della società. Si assicurerebbe quel fantasista che dovrebbe sulla carta appunto raccogliere il vuoto lasciato da Kvaratskhelia, e terza cosa aggiungerebbe una punta al suo organico, una punta Højlund, che sarebbe ottimo come vice Lukaku, un vice Lukaku di lusso direi, e in prospettiva un profilo capace di avvicendarsi al belga nel ruolo di titolare, ovviamente. Alla luce dello scenario attuale, con Antonio Conte che è in attesa di segnali concreti sul calciomercato per convincersi a rimanere, questa pista sarebbe qualcosa di davvero importante. È roba ovviamente da far sognare tutti noi tifosi e secondo me sarebbe una trattativa assolutamente da chiudere, perché in un colpo solo, signori, inseriremmo due pedine fondamentali, ma soprattutto, signori, di qualità al nostro reparto offensivo. Garnacho, uno dei migliori talenti della Premier League dei giovani, e Højlund, un giovane che nell'ultima stagione non ha brillato, ma assolutamente da un potenziale atomico, come ricordiamo bene quanto aveva fatto bene, no signori? Vi ricordate con l'Atalanta, no? Dove era praticamente esploso prima di andare appunto allo United. Quindi attenzione, perché questa indiscrezione che avevamo già anticipato noi diversi video passati, noi dei signori di Napoli, trova conferme tuttora, e attenzione perché più ci avviciniamo al fine della stagione più questa trattativa starebbe prendendo corpo. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se vi piacerebbe vedere questo scambio. Grazie per essere stati con noi.